Per oggi, giovedì, giorno di mercato a Chioggia, il centro decentrato della Protezione Civile del Veneto prevede fenomeni intensi in tutta la regione, quali forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate. Le piogge previste saranno anche consistenti. Fino alle ore 20 si prevede l'allerta arancione, rientrando progressivamente. Per venerdì una coda di questa perturbazione potrebbe continuare a persistere. Vista l'esperienza passata, i banchi del mercato giungeranno certamente a Chioggia, ma staranno molto allerta, pronti a cogliere i primi segnali per tirare su tutto e caricare il furgone. I danni che sono costati loro 3 settimane fa sono ben incisi nella loro memoria. Colti alla sprovvista dal maltempo, sono stati molti quelli che hanno visto persa merce per migliaia di euro. Sicuramente staranno ad ascoltare se qualcuno di competente suggerirà loro di prendere armi e bagagli e andarsene verso casa il prima possibile. Meteo Brollo, che le previsioni le azzecca con frequenza, sulla sua pagina Facebook avvisa di fare attenzione soprattutto nelle prime ore del pomeriggio. Il caldo di questi giorni, afferma, non ha fatto altro che alimentare gli eventuali temporali che potrebbero scatenarsi.